Eccoci qui! Un nuovo appuntamento con questa edizione di Mille Voci. Sopravvissuti alla prima puntata, chi ci ha seguito sa che questa è un'edizione impegnativa perché stiamo realizzando queste puntate in assenza del nostro patron Gianni Turco, che abbiamo avuto la possibilità di sentire al telefono nella scorsa puntata, e con l'occasione vi ricordo che se volete vedere tutte le puntate di Mille Voci potete cercare tutto sul canale YouTube di Mille Voci, quindi ricordatevi, seguiteci, trovate lì i video dei vari cantanti che si sono esibiti nel corso di tutte le edizioni di Mille Voci e troverete anche quelle dei cantanti di quest'anno, che sono tantissimi ospiti, tantissimi amici. E iniziamo subito con un grande amico di Gianni Turco e di Mille Voci, Michele! Michele, io nella foga, devo salutare il mio maestro, scusami, sono entrata sì, talmente contenta di essere riuscita... Quando c'è Michele io praticamente... Capisci che lui è proprio fascinoso, quindi io lo guardavo, dico tocca a Michele, dico mi sono dimenticata del mio maestro Alessandro, che però non posso perché mi deve fare compagnia per tutte le puntate di Mille Voci, quindi mi devo comportare bene. Ma l'importante è che io ci sia sempre. Sempre, quindi, mi raccomando. E quest'anno, tra l'altro, già abbiamo dato prova nella prima puntata e daremo prova nel corso dell'edizione delle sue doti, per cui facciamo delle cosette, poi ti faccio vedere. Bene, Michele, ben trovato, benvenuto. Onorato di essere qui. Anche noi siamo molto contenti. Vedi, l'anno scorso siamo riusciti a fare l'edizione di Mille Voci con enorme fatica perché in piena pandemia. Ad oggi, tuttora, dobbiamo stare attenti e abbiamo avuto delle grandi difficoltà organizzative, date anche da questo, perché ci sono stati artisti che non sono qui con noi perché si sono ammalati, persone che hanno avuto dei problemi, per cui per noi è una grande gioia essere riusciti a realizzare Mille Voci anche quest'anno, nonostante le difficoltà anche di salute del nostro Gianni Turco. E siamo felicissimi di avere te ospite in questa edizione, perché per noi è un grande piacere e un grande onore. Io sono lusingato di quello che vi stai dicendo. Io a gennaio ho fatto un Covid abbastanza pesante. Lo so, infatti ero lì. L'abbiamo risolta. Infatti, vogliamo fare un applauso a quest'uomo che è tornato. Si è veramente... Allora, hai avuto il Covid, lo possiamo dire, ed è stata anche un'esperienza faticosa, difficile. Poi noi ci siamo tenuti in contatto sempre con tua moglie Cristina. Benvenuta anche Cristina. Diciamo che ho avuto una certa strizza. Ci credo. Però è andata bene, dai. Io infatti con l'occasione salutiamo tutte quelle persone che hanno avuto delle grandi difficoltà a causa del Covid, quelle che sono state tanto male e che ne sono uscite. Io saluto anche i familiari di tutte quelle persone che invece non ce l'hanno fatta a superare questa malattia. Io spero che Mille Voci possa essere un momento di serenità, di gioia, anche di gioco, anche se quest'anno ci siamo fatti certi pianti, quindi già ho cominciato piangendo e spero di finire piangendo però di gioia arrivando alla fine di questa edizione. Con che cosa cominciamo oggi? Qual è il brano che ci presenti? È un brano un po' intrigante. Bella come Venere. Che meraviglia. Tu avrai conosciuto tantissime donne bellissime come Guarda, Venere e una l'hai sposata. L'ho detta. Mannaggia. Michele, bella come Venere. Ho la faccia sgualcita e non dormo più. Se l'orgoglio mi frega, so che ci sei tu. E non mi sento solo, potrei rifare il mondo, prenderlo a pugni per te. Bella come Venere, come polvere di stelle che fra le dita scivola e graffia la
C'ho la neve nel cuore e mi sento giù. Se una lacrima cade, so che ci sei tu. Mi sveglio la mattina e so che sto vivendo tutta la vita con te. Bella come Venere, come polvere di stelle che fra le dita scivola e graffia l'anima. Bella come Venere, ed è come avere addosso il cielo. Stringimi forte, ascoltami, sto parlando, sai, di te. Occhi come due oceani, ci si può perdere. Bella come Venere, ed è come avere addosso il cielo. Stringimi forte, ascoltami, sto parlando, sai, di te. Sto parlando, sai, di te. Che bella! È come avere addosso il cielo, proprio bella, bella, bella. Ero ispirato. Bravo, bravo. Adesso però resta qui con me Sì. perché facciamo un passaggio di testimone. Va bene. Perché abbiamo ospite qui un cantante, un amico di Mille Voci che è già stato ospite in questa edizione. È un cantautore. Un cantautore che ha Sì. scritto delle bellissime canzoni. Noi abbiamo avuto modo anche di ascoltare degli inediti suoi nella scorsa edizione e so che è nata una sorta di collaborazione tra voi, per cui sono molto contenta. Magari proprio Mille Voci è stata Galeotta nel creare questo Certo. connubio. E beh, è un'occasione per creare dei sodalizi tra persone che cominciano e quelle persone che hanno già cominciato. E Come che me, continuano. che continuano, certo, sì. Giuseppe Giuffrida! Grazie. Vieni, Buonasera. Giuseppe, Ciao, Giuseppe. ma che piacere! Guarda, mettiti qui così, proprio in mezzo a noi due. Sì, sei accerchiato. Al centro. Allora, poi tra Non l'altro... scappi più. Non scappi più. Allora, tu hai scritto questa canzone, oggi si intitola questa canzone? I sogni. I sogni. E poi c'è stata la collaborazione di Michele nell'arrangiamento, nella gestione. Non un solo po'. per questo pezzo, ma per altri pezzi. Ne abbiamo fatti 3 per il momento Ah, e continueremo a lavorare con altri pezzi. Avremo modo di ascoltarli nel corso di questa edizione di Sì. Mille Voci, quindi adesso cominciamo con questo e poi ascolteremo anche gli altri. Io lo devo dire però questa cosa, perché Giuseppe a me mi fa tenerezza, perché ogni volta che l'ho intervisto, anche quando l'ho conosciuto... Blocco totale. Blocco totale, mi guarda come per chiedermi non mi mettere in difficoltà, perché lui è un timido, vero? Per cui purtroppo quando sì. io chiacchiero, dico eccetera, lui mi guarda un po' terrorizzato, che dice speriamo che non mi metta in difficoltà. Spero di no. Spero che No, tu ti possa assolutamente. sentire a tuo agio in famiglia, perché ci siamo Ormai siamo alla terza. Siamo alla terza edizione, quindi ormai ci siamo affezionati a te. Ci fa tanto tanto piacere che tu Grazie abbia scelto mille. Mille Voci per promuovere questi brani e veramente sono Un contenta. ringraziamento E poi in al mezzo signor ai bra- Michele che... E poi in mezzo ai brani io mi sono divertito a fare qualche corretto. Ma dai! Sì, ho fatto, Cioè, ho fatto il corista. Il corista! Ho fatto il corista. Dovrebbe essere l'incontrario, ma... No, è bellissima questa cosa, perché Michele è una bella persona, oltre che essere un grande artista, Squisita. quindi riesce anche a essere così umile, no? nei rapporti, non è che si è creato problemi a darti No, una mano anche... Scusa, posso dire una cosa? Prego. Sempre musica è. Sempre musica, è bravissimo, appunto.
Quindi grazie Michele, a voi Giuseppe e Giuffrida col suo inedito I Sogni. Grazie. Lo sai cos'è? Il silenzio assortante che c'è. Lo sai cos'è? La paura dentro di me. Apro gli occhi e la nebbia mi assale. La respingo ma lei ricompare. Tutti in barriera a difendere i nostri sogni e trasformarli in vita vera. Risplenderà in alto nel cielo il sole con l'arcobaleno. Tutto è cambiato senza renderci conto, anche l'amore è mutato. Vorrei urlare, tornare ad amare, baci, abbracci e sorrisi sono ormai svaniti nella penombra, sono ormai finiti. Tutti in barriera a difendere i nostri sogni e trasformarli in vita vera. Risplenderà in alto nel cielo il sole con l'arcobaleno. Torneremo a ballare, a ridere e cantare. Questa vita è bella e bisogna osare. Torna il sereno dentro il mio cuore, lo accolgo piano e questo è amore. Tutti in barriera a difendere i nostri sogni e trasformarli in vita vera. Risplenderà in alto nel cielo il sole con l'arcobaleno. Il sole con l'arcobaleno. Il sole con l'arcobaleno. Grazie. Grazie mille. Ma bravissimo! Grazie. È vero, ballabile, tutti in balera a difendere i nostri sogni. Soprattutto salutiamo tutti quelli che per tanto tempo non hanno potuto ballare, i proprietari di tutte le balere che si sono trovati in grande difficoltà. Speriamo si ritorni alla normalità prima o poi. Assolutamente, difendiamo i nostri sogni. Grazie, Grazie Giuseppe mille a Giuffrida. voi. Grazie. Buonasera. Aspetta, mi prendo il microfono perché mi sa che tocca a me. Mi sa di sì. Adesso ci penso. Bravo, bravo, fammela sentire. Allora, falla, Vado? vai. Te la ricordi? Allora, il maestro Alessandro, ve l'ho già detto tante volte, è stato per tanto tempo in televisione, ha fatto il Maurizio Costanzo Show, ha fatto tante trasmissioni televisive, ma una per la quale poi è rimasto nel cuore, nella mia mente, perché io e mia mamma questa trasmissione la guardavamo, è Agenzia Matrimoniale, la trasmissione di Marta Flavi, e lui faceva questa musica, Questa era la sigla. Era solo la sigla questa. era la poi, sigla di Agenzia Matrimoniale, che abbiamo già detto era una trasmissione assolutamente carina, che realista, tutto vero dalla prima all'ultima parola, Guarda, dal primo all'ultimo. Mi hai detto quante coppie siete riusciti 2000. C'è una cosa spettacolare. No, Va più bene. che spettacolare, Mi dell'incredibile. piace questa cosa. Devo parlare col turco se vogliamo mettere su una trasmissione Tu del pensa- genere. tu Che ne pensa sai? potrebbe essere un'ottima idea.
Pensa che Marta una volta ha incontrato una persona che l'ha chiamata, ha detto, dice, Marta, dice, tu non ti ricordi di me? Lei ha detto, dice, beh, veramente no. Dice, ma tu hai fatto conoscere mia moglie a me e questa è la nostra bambina che si chiama Marta. Ah, vedi, carino. Non oso pensare quanti si chiamano Alessandro, perché voglio dire... Io speriamo che li abbiano chiamati Alessandro una sola volta. Una sola volta, oppure dipende dalla ripetitività. Appunto. Pensa, una volta il nome doveva essere differente dal cognome, infatti all'anagrafe sono scritto Sandro. Adesso puoi chiamarti anche col codice a barre, nessuno ti dice niente. No, non parliamo di anagrafe, che ai miei hanno fatto un torto per cui non hanno messo le virgole fra tutti i nomi. E quindi devi firmare tutto. Sorvoliamo su questa cosa, andiamo oltre. Però mi è servita questa musica perché io te la voglio proprio cantare, perché nel mio repertorio Gianni ha insistito perché ci fossero canzoni di varie lingue, quindi ho cantato in portoghese, ho cantato in spagnolo, in inglese, mi ha fatto cantare in tedesco e la riproporrò questa canzone in tedesco nel corso di questa edizione, l'abbiamo fatta ascoltare già nel corso del Daphne and Friends, quindi anche il tedesco e il francese, per cui oggi con gioia vi ripropongo proprio La Vie Rose. Oggi in italiano. In francese. In francese. Les yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a joué pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, le grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je bois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Brava. Grazie. Grazie. Ti è piaciuta? Da morire. Oh, sono contenta. Questo era Brava, l'omaggio brava. al maestro Alessandro. Grazie. Noi però non ci facciamo mancare niente, perché in questa puntata non sentirete cantare soltanto in francese, ma sentirete cantare anche in spagnolo, giusto? Forse sì, da Riccardo Antonelli. Come no, certo. Oh, non Certo ci che facciamo sì. mancare proprio niente. No, assolutamente no, Facciamo i perché- poliglotti in Mille Voci. Quindi, anche perché colgo l'occasione per dire che Mille Voci va in onda tramite il satellite in tutto il mondo, quindi riuscite, tra l'altro poi col canale YouTube ci si arriva da tutto il mondo a vedere Mille Voci, abbiamo tantissimi iscritti, ringraziamo tutti coloro che con tanta pazienza e passione ci seguono da tanto tempo, quindi se cantiamo anche in queste lingue penso che facciamo un piacere anche a tutti quelli che ci ascoltano. Penso proprio di sì, accidenti, sì. Qual è la canzone che ci canti? Perché ho letto il titolo, dico adesso facciamolo dire a Riccardo perché dovessi... Ma guarda, come è scritto? È Ok. scritto un po' così, italianizzato, però si legge così. Andalusia. Riccardo Antonelli! Grazie. Ma Riccardo, ma che meraviglia! Grazie. Mi permetti di dire Riccardo. che questo brano fa parte del mio ultimo lavoro discografico, uscito appunto quest'anno, disponibile su tutte le piattaforme digitali, dal titolo Al fuoco del camino, e questo è il brano, diciamo, che sto proponendo più volte. Che bello, Grazie. bello, lo canti proprio bene, poi è molto orecchiabile, ballabile. Io ricordo che quando io ero piccola, sai che le bambine le mandano sempre a fare scuola di danza, no? Sì. Solo che non è che i genitori non sono sempre proprio attenti, perché mi hanno mandato a fare scuola di danza e capite che io neanche da piccola ero esile, e ti mandano a fare danza classica, per cui questa cosa è stato un tormento. Però la mia insegnante invece insegnava flamenco e lì mi divertivo tantissimo, perché mi potevo, a parte con quei vestiti un po' pomposi per cui non dovevo essere per forza dentro al tutù e già andava meglio, per cui mi ero appassionata a questa cosa del flamenco. Poi vabbè, non ho potuto continuare, però mi piace questa cosa della musicalità anche, no? Assolutamente. Quindi, Bello. olè. No, Però niente, aspetta, vieni ormai qui sta perché qui, ormai stai qui. con Poi, Alessandro scusa, stavamo parlando proprio di questo, delle lingue. Avrebbe dovuto spiegare la cosa in spagnolo, però, o perlomeno con l'accento un po', capito? Sì. Potete trovare Sì, nosotros lasciamo stare. ecco, vabbè. Sì. Però mi viene in mente, tu prima canti in francese, lui canta in spagnolo. E allora francese, spagnolo, senti questa, un attimo solo. Vai. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnola, sono nata con te mola, metà coppa a chi vogli. Chi mi pigliava francese, Sì. chi mi pigliava spagnola, ma sono nata con te mola, metà coppa a chi vogli. Ecco. Questo mi viene in mente, Gianni Turco l'avrebbe pensata già 3 ore fa, però Assolutamente insomma, va sì, bene. soprattutto perché Gianni Eh. insiste tanto sul fatto che il napoletano, perché mi ha fatto cantare anche in napoletano, e lui dice, beh, mi ha fatto ripetizioni, lezioni di napoletano, perché dice che il napoletano è una lingua, è una Sì, lingua sono a sé. d'accordo. Per cui quando diceva io canto in francese, Riccardo canta in spagnolo, dobbiamo fare qualcosa di napoletano, Di napoletano. in onore al turco, quindi vai. Anche riferendoci a Bella come Venere che ha cantato Michele, senti questa. Si avesse fatta nata Ehi là. quelle che hai fatto a me, stomma t'avesse accisa e vuoi sapere perché? Perché in coppa a sta terra femmina come a te non c'hanno sta nonna,
onesto come me. Vai, femmina, tu sei una mala femmina, chi sto che fa piangere, lacrime infamità. femmina, se tu peggio una vipera, Ce l'ha con te, ce l'ha con te. ma tu sei catellana, Non esageriamo, non posso più campare. Insiste però, insiste, sì, insiste. Si dolce come zucchero. Ah, però vedi, Ogni tanto, no, ogni tanto. ti riprende. Ogni tanto. Però sta faccia d'angelo. Però, aspetta, però. No? A che ti serve? Ti serve per ingannare. C'era sotto qualcosa. Ti rendi conto? Sì, sì. Femmina, tu sia più bella femmina. Ti voglio bene e t'odio. Non so. Non ti posso più scordare. Più che altro mi devi sopportare per le prossime puntate. Capito come? Ecco. Perché poi le donne vanno anche apprezzate, ma c'è un nome che già è il massimo di tutti i nomi, che è questo. Te si fatta una veste scollata, un cappiello coi nastri e coi rose, stive in mienza a 3 o 4 chantose e parlavo francese. A così. Ce l'ha sempre con te, come vedi. Fu ladriere che t'ha incontrata, fu ladriere a Toledo mi orsì. T'ha voluto bene a te, Tu m'hai voluto bene a me, Ma non c'è mamma più, mai potuto. distrattamente pensa a Grazie al maestro Alessandro, grazie a Me ne posso Riccardo tornare Antonelli, ora? va bene, Te puoi ne puoi andare. tornare. Andale. Andale. Adesso fammi vedere andale come dobbiamo andare avanti. Io faccio sempre faccio così, guardo gli ospiti e mi regolo di a chi tocca, perché tutte a memoria non me la ricordo. Per cui guardo gli ospiti e dico, secondo me, per esclusione, tocca a Domenico Bartolomeo. Eccoci. Domenico, un Buongiorno, gradito intanto. ospite della nostra trasmissione. Grazie. Domenico è amico nostro, amico di Mille Voci, amico di Gianni Turco, canta delle cover, riadatta alla sua voce le grandi canzoni della musica leggera italiana e oggi fa un bel omaggio. Sì, facciamo un omaggio a Lucio Battisti. Tu sai che spesso lo facciamo, io lo faccio Sì, perché è un cantante mi che ti piace molto, particolarmente. Ecco, oggi facciamo un grosso successo di Battisti, Il mio canto libero. Domenico Bartolomeo, Il mio canto libero. Grazie. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto
e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore, di vero amore, scopro te. Dolce compagna mia, tu non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Ci chiamano boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore. Di vero amore, scopro te. Ti di, ti di. Grazie. Domenico Bartolomeo, cantavamo tutti con te. Alla fine riesci a cantare questi brani che ci coinvolgono tutti quanti. Sono dei successi che ormai conosciamo tutti, ormai sono e comunque proprio ti viene istintivo cantarli. Quando... Bello, bello. Grazie per questo momento, ci rivediamo, Grazie vero? a te. Grazie Domenico. A loro, a tutti. Grazie. Noi a volte quando cerchiamo di rapire gli artisti dai loro impegni li sfruttiamo, li spremiamo come limoni durante queste puntate e questo è quello che succede con Michele, per cui una volta che siamo riusciti a rapirlo non ce lo facciamo scappare, quindi gli facciamo cantare più canzoni possibili perché ci piace ascoltarlo e lui ha un repertorio vastissimo, per cui
sfruttiamo l'occasione. Oggi voglio farvi ascoltare una canzone, la prima canzone che ho firmato. Oh. Non la prima che ho scritto, perché prima ne ho scritto qualcuno ma non la firmavo. Okay. Non ero iscritto alla SIAE. Quella volta Bardotti mi obbligò a iscrivermi alla SIAE e così depositai questa prima canzone che si chiama Camminando, camminando. E feci la musica e Bardotti fece le parole. Bene, ha fatto bene a farti iscrivere alla SIAE, perché poi ci hai preso gusto certo. e hai cominciato a scrivere parecchio. Certo, mi ha dato un buon consiglio. Ti ha dato un buon consiglio. Camminando, camminando con Michele. Ma che dolce! Dolcissima, veramente, bella. È una vita vissuta con cognizione di causa. Veramente. Complimenti, bravissimo. Michele, lo ritroveremo in altre puntate di questa edizione di Mille Voci. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui abbiamo avuto il piacere di avere tanti begli ospiti, quindi siamo stati bene insieme. Chiudiamo la puntata con un brano mio di quelli più classici. Il Turco mi ha conosciuto che cantavo queste canzoni così areate, pompose, no? da do di petto, e poi ha deciso che mi dovevo modernizzare, quindi abbiamo fatto altro, però certe cose rimangono nel patrimonio e nel cuore, no, di chi le canta, soprattutto perché questa è stata una canzone che ho avuto la fortuna di cantare veramente in tanti bei teatri, quindi la ripropongo con piacere in questa edizione di Mille Voci. Un bel omaggio a Claudio Villa, un amore così grande. Sento sul viso il tuo respiro, caro come sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. Più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. La sera scende già, la notte impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano
intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta. Tanto caldo dentro e fuori, intorno a noi un silenzio breve, poi la bocca tua si accende un'altra volta per me. Brava Daphne, brava. Grazie a tutti e credo che dopo questa faticaccia saluto tutti, saluto la regia, grazie a tutti voi, grazie a Luciano, a tutti i tecnici, a chi ci sta aiutando a realizzare questa edizione. Chiamo qui i miei amici artisti che si sono esibiti in questa puntata e tutti insieme sigla! Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Suonano potenti come 1000 baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. 1000 voci, mani che si stringono con 1000 amici, 1000 luci che riaccenderai. Grazie, alla prossima puntata, ciao!